Oggi qui alla Torre Carlo V si aprono le manifestazioni natalizie, un ricco cartellone che il Comune di Porto Empedocle ha organizzato. Sì, con oggi abbiamo iniziato questa lunga maratona di manifestazioni per il Natale empedoclino, abbiamo voluto far coincidere con la festa dell'Immacolata ed abbiamo voluto iniziare qui dalla Torre con la Casa di Babbo Natale, un laboratorio che mette insieme tutti i ragazzi in modo tale da far riscoprire loro il vero Natale. Questo è un cartellone molto ricco di appuntamenti e di impegni, però l'abbiamo voluto con forza perché vogliamo che la gente ritorni in piazza, che i bambini riappropriano del Natale. Quindi approfitto per augurare alla cittadinanza un buon Natale e un felice anno nuovo, sperando che l'anno che verrà sia migliore di quello passato. Ecco, una Torre Carlo V addobbata in un percorso particolarmente accogliente proprio per i bambini e che sintetizza l'area natalizia. Sì, è divisa in moduli in modo tale che il bambino comincia un percorso e quindi alla fine arriva nella stanza di Babbo Natale, in modo tale che questo percorso gli consenta di vivere momento per momento e anche laboratori tematici. Questo è importante perché i ragazzi scoprono qual è il senso del Natale e capiscono qual è il modo di operare in sintonia e insieme con gli altri ragazzi. Oggi ci troviamo qui alla Torre Carlo V con un'iniziativa particolare che il vice sindaco ci descriverà in dettaglio. Oggi 8 dicembre si parte con le manifestazioni qui a Porto Empedocle, abbiamo pensato a un Natale soprattutto per i bambini, ci saranno diverse iniziative in giro per il paese dove ci saranno trampolieri, giocolieri, ci sarà una tombola per i bambini, una pedalata di Babbo Natale e oggi qui alla Torre parte il Natale davvero, un'iniziativa legata a dei laboratori che faranno i bambini dove verranno a contatto realmente col Natale, con sensazioni, profumi, odori legati al Polo Nord e oggi si parte. Ecco, qui ci sono tanti ambienti, abbiamo visto che c'è anche il Babbo Natale che dialoga con i bambini. C'è anche Babbo Natale con i bambini, sì, voglio dire, la figura emblema del Natale e per i bambini questo è quello che ci vuole, soprattutto dopo il periodo che abbiamo passato gli ultimi 2 anni, è giusto adesso dare un minimo di brio per loro. Ecco, ci sono varie stanze, vari percorsi. Sì, abbiamo il Polo Nord dove i bambini vengono a contatto col ghiaccio, con gli animali con cui vive Babbo Natale. Abbiamo la casa di Babbo Natale con la sua stanza e il suo letto, c'è lui che racconta delle fiabe e diversi ambienti che i bambini hanno vissuto questo pomeriggio. Allora, Eleonora Clio di Girgenti, qual è stato il vostro ruolo nell'addobbare l'intera sala della Torre Carlo V e quale sarà il programma che i bambini vedranno nel corso del Natale? Abbiamo pensato a un ambiente come terzo educatore, quindi un ambiente dove i bambini possono fare tutto, toccare, sentire, esplorare liberamente. L'abbiamo chiamato il Natale davvero proprio perché la progettazione pedagogica del progetto consente al bambino di sentirsi al centro di questa esperienza e di poter portare dentro di sé un ricordo che rimarrà indelebile per tutta la vita. Abbiamo pensato a non una spettacolarizzazione del Natale ma un'esperienza reale e concreta. I bambini sono quasi sempre spettatori passivi, l'uso massiccio della tecnologia ha tolto un po' la magia del Natale e invece con sensazioni, esperienze concrete e reali speriamo di regalare qualcosa che non si cancellerà mai. Il percorso è abbastanza intenso con i vari spazi, vediamo qui una stanza da letto, l'albero di Natale, ma anche altri momenti. Ci siamo posti come facilitatori di questa esperienza, attiveremo un processo immaginativo che porterà poi a una conclusione magica che è l'apparizione di Babbo Natale.